Eccoci qua amici del Surfcasting in Liguria, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi nuova avventura, nuova spiaggia, ma vi porgo subito un quesito. Tante volte ci troviamo l'ultimo a organizzare battute di pesca, non sappiamo come fare per le esche e rimaniamo spesso a casa. Come risolvere questo problema? Quest'oggi ve lo faccio vedere io amici. Ecco qua la soluzione ai nostri problemi amici, ce la risolvono gli amici di Tecnoesca, una ditta tutta italiana che produce queste meravigliose esche, le procura direttamente non lavorate, vengono sigillate dentro gel specifici per mantenere integra la loro naturalità e questi sono i risultati. Alcune delle loro esche sono qua presenti: calamaro, bibi di coffa, verme di rimini, lingua rossa, sanguinaccio, cozze e tantissime altre le troverete sul loro sito. Quest'oggi ne porterò un paio con me da provare e da testare insieme. Eccoci quindi pronti a partire, due canne per il momento, stessa montatura, mini trave basso, piombo 150 sfera, non si va sul sottile quest'oggi, 0,30, amo del 2 e doppio bibi di coffa che metteremo uno dopo l'altro e si parte amici. Sono da poco passate le 14. Quest'oggi faremo questo fine pomeriggio fino ad arrivare al tramonto. Siamo partiti appunto, come detto in precedenza, con due bibi, adesso monterò una terza dove metteremo un'esca un po' più complessa, magari un calamaro, un filetto di cefalo, proprio per approfittare della presenza di questo fiume che scarica alla nostra sinistra e vedere se qualche predatore viene a farci visita quest'oggi. Parte subito l'adrenalina, è bastato pochissimo, stavamo montando la terza canna, è venuto a farci visita questo sarago meraviglioso, bibi di coffa, non sbaglia mai. Quest'oggi banchetto esche fitto, lingue rosse, un cefalo, calamari e bibi di coffa, tutte della nostra gentilissima Tecnoesca che ci ha donato queste bellissime esche, e con questo mare amici abbiamo già visto i primi risultati. 10 minuti in pesca e già un bel sarago è arrivato a terra. Eccolo qua il nostro secondo innesco di bibi, un bel bibone. Non abbiate paura di girarlo col filo elastico perché non succede assolutamente nulla e siamo pronti a innescare nuovamente e a lanciare. Andiamo alla volta della terza canna, quindi calamaretto. Ero indeciso se per il cefalo, ma me la sento calamaretto. Per oggi, visto il colore dell'acqua, non vado per niente sul sottile, quindi 0,30, 0,35. Non sono fluorocarbon perché con questo mare non dobbiamo andare sul sofisticato, ma semplicemente sul funzionale amici, mi raccomando.
Si prepara un bel filetto di cefalo doppio flotter, sempre amo del 2, un po' piccino ma chi se ne frega, e si va avanti. Quindi eccolo qua il nostro filettino doppio flotter 0,35 amo del 2 frotto 0, pronto a partire. Non servirà un lancio lunghissimo, cerchiamo una media distanza e si parte, amici. Quest'oggi sfodero il mio tridente tutto Veret, Shimano, Ebrezza, Nebula e Andromeda, 3 canne bellissime che accompagno con 3 Shimano Ultegra 10.000, giusto connubio peso potenza, canne e mulinelli che consiglio veramente a tutti. Eccoci qua, 4,5, 2 reti di pesca, qualche tocchettina, sempre un'esca grossa con 2 bei bibi vicini, quindi proviamo il colpaccio ma sempre tenendo i piedi per terra. Sono bibi molto grossi, però almeno evitiamo un po' di meno taglia e speriamo, vediamo un po' che succede. Io, per me è la prima volta che vengo qua, sapevo dell'esistenza di questa spiaggia, giustamente, abito a pochi chilometri da qua. Non ci sono mai venuto a pesca, però è uno spot molto interessante che mi sta piacendo molto comunque. Ecco qua, mentre aspetto, ammazzo l'attesa preparando i miei inneschi, bibi di coffa, girato nel filo elastico, e calamaretto. Anche lui girato nel filo elastico, amo del 2, 0, 30 di terminale. Non sono ancora salito perché vedo che riesco ancora a pescare. Belli che pronti. Non credo che ci sia niente di più bello di questo momento. Mare in scaduta, acqua sporca, la notte che sta per arrivare e le nostre canne davanti a noi. Una pace completamente totale, amici. Qualche tocca ed ecco la fine che ha fatto il nostro bibi. Seppur un'esca molto consistente, molto rigida, deve essere stato qualcosa di carino, che purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in tempo. Adesso si rinnesca e si rilancia, si riparte sempre, amici. 6 meno un quarto, ormai buio più totale, una foschia causata anche dalle onde. Calamaro, filetto di cefalo flotterato e bibi di coffa. Decisamente una formazione cattiva. Diminuiamo al massimo la minutaglia e cerchiamo di realizzare i nostri sogni. Eccoci qua con i nostri calamari, esche fantastiche, ricordo della Tecno Esca, che ho già preparato in 3 versioni, 2 classiche, amo del 2 fratto 0, 0,35 visto che sta aumentando un attimino il maretto, e in mezzo uno flotterato. Quindi mi preparo, ultimi 3 lanci li voglio fare con questi ragazzoni. Non so quanto si potrà vedere, ma il mare è bello sporco, buio più completo, e ci prepariamo, amici. Tempo 10 minuti veramente di tempo. Il nostro calamaro si ripresenta così dopo una tocca fortissima. Saranno pur stati dei pesciolini, ma vedere un morso del genere su un trancio di cefalo non è da tutti i giorni sicuramente. Quindi eccoci qua agli ultimi 3 lanci, 3 calamari.
Avendone messo uno flotterato, ho preso come riferimento quella luce abbagliante davanti a me, che sono luci credo di un parcheggio, quindi ho messo il calamaro flotterato molto vicino, più distante possibile dalle luci in questa prima canna. Le altre due, una sulla lunga distanza e l'altra sulla media distanza. Eccoci qua amici, anche questa battuta giunge al termine. Una bellissima spiaggia, quella della Foce dell'Entella a Chiavari. Sicuramente la riproverò e che dire, abbiamo visto come è possibile affrontare una battuta di pesca anche all'ultimo grazie alle esche di Tecno Esca che ci giungono direttamente a casa. Ottime esche di qualsiasi genere, quindi amici approfittiamo di questi fornitori di marca tutta italiana, grandissimi. E che dire, ci saranno grandissime novità per il 2020, quindi non vi resta che continuare a seguire il canale, iscrivetevi al canale e noi amici ci vediamo alla prossima avventura.